Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Ballo e solidarietà vanno a braccetto. L'iniziativa di accoppiare il ballo alla solidarietà pro Saletto è stata organizzata dai gestori Michele e Michele della discoteca Parioli di Montagnana. Ci è venuta questa idea perché attraversando questa zona, arrivando da Abano, ci siamo resi conto proprio il 1° di novembre che stava succedendo qualcosa di molto grave e vedevamo la disperazione che c'era in quest'acqua che era un po' dappertutto e io e Michele abbiamo detto ma perché non riuniamo tutti i nostri amici artisti e grazie al cielo loro hanno aderito e noi subito abbiamo contattato il comune di Saletto che è stato definito il più colpito e lì, caro Morello, ci hanno dato il patrocinio. Dopodiché, proprio nell'ambito della grande trasparenza, abbiamo deciso di mettere in piedi questa manifestazione. Sì, hanno risposto i più bei nomi della musica tradizionale, esibendosi gratuitamente, da Baiardi a Macarena al Mulino del Po, dal Millennium Band a Ruggero Scandiuzzi, da Castellina Pasi a Mister Domenico, tanto per fare qualche nome. E tra le dolci movenze di un ballo liscio e le movenze sincopate di musica country abbiamo intervistato Sergio Castagnaro, dipendente del comune di Roveredo di Guà, che ha praticamente salvato Montagnana dall'alluvione del fiume Frassine. Diciamo che noi nei momenti che il canale va in piena siamo un gruppo di persone che gratuitamente saliamo e facciamo la ronda sul canale in definitiva. Ecco. Quel giorno stavo passando per il canale appunto di vedetta e mi sono accorto della falla, insomma. Se non si riusciva a chiudere lì sicuramente partiva prima che Pradibote perché noi alle 10:30, 11 eravamo già in movimento per quella falla. Abbiamo sentito anche il sindaco del comune veronese che con Montagnana condivide il passaggio del fiume Frassine, Claudio Cioetto. Siamo vicini particolarmente anche perché conosciamo benissimo le bizze del nostro fiume, del nostro canale che d'improvviso diventa un torrente impetuoso e con le conseguenze purtroppo che quest'anno abbiamo tutti visto. Alla fine della serata è stato consegnato l'incasso al vice sindaco Michele Sigolotto di Saletto, 5.000 euro. Questa iniziativa è stata molto gradita dall'amministrazione comunale e ci ha veramente preso anche un po' così di rimbalzo perché si sono presentati i ragazzi del Parioli qualche giorno dopo l'alluvione proponendo questa iniziativa, abbiamo accettato, non abbiamo esitato a dare una risposta positiva insomma perché è un'iniziativa sicuramente bella e gestita soprattutto con grande stile. Altre 300 li ha consegnati il sindaco di Roveredo di Guà, comune confinante con Montagnana, Claudio Cioetto, in rappresentanza della Proloco del comune veronese.